In effetti la nostra Costituzione, questa è una cosa che io dico sempre e non so se è una cosa scontata per gli amici costituzionalisti. La nostra Costituzione, per il giuslavorista, ha due cose di particolari rispetto alle tradizionali Costituzioni liberali. Considera non il cittadino soltanto come titolare di diritti politici e civili, ma considera la persona umana in tutte le sue dimensioni, cioè la persona di lavoratore, di pensionato, di casalinga, di figlio, di padre, di malato, eccetera, eccetera. Poi ha di particolare il fatto che grande ruolo vengono date alle cosiddette formazioni sociali, vi parla l'articolo 2, che, diciamo così, sono intese come strumento per l'obiettivo finale che è la crescita della personalità. A mio avviso, un po' tutti i diritti fondamentali della Costituzione sono finalizzati a un obiettivo che è il massimo di tutti, e cioè diritto al lavoro, la solidarietà, la partecipazione alle formazioni sociali, i diritti inderogabili, i diritti fondamentali anche individuali dell'articolo 2, tutto ciò che prevede il secondo comma dell'articolo 3, sono tutti finalizzati alla crescita personale di ognuno di noi insieme a tutti gli altri. Questo è l'obiettivo della Costituzione. E allora è chiaro che crescita della persona passa attraverso degli strumenti. Il lavoro è uno di questi, però dobbiamo stare attenti che in altri tempi e in altri contesti, nel 1929 l'Unione Sovietica ha dichiarato la fine della disoccupazione e la fine della indennità di disoccupazione. Però la soluzione era questa: dove bastavano 100 ne facevano lavorare 200. Quindi non prendiamo scorciatoie, anche se voglio dire che in situazioni come quella attuale non siano, diciamo così, non sia necessario delle volte un intervento pubblico per smuovere le acque, mettendoci un po' di soldi. Oggi il problema del diritto del lavoro è tirare fuori i soldi. Noi vorremmo che stessero buoni con la riforma delle norme, lasciano stare le norme, facciano, se devono fare dei ritocchi piccoli, e guardino all'essenza, che è tirare fuori un po' di soldi per usarli in modo armonico, o per chi ha perso il lavoro, per darlo a chi non ce l'ha. In questo contesto è la salute. La salute è articolo 32, primo comma. Qui mi è stato detto che Marina Brollo ha già toccato l'articolo 41. Non c'è in teoria nei valori costituzionali, non c'è una equiparazione tra tutela del lavoro, perché c'è la parola tutela, e riconoscimento dell'iniziativa economica privata, perché questa gode di un riconoscimento di libertà piena di limiti. Lo stesso discorso vale anche per la salute. Un conto è dire il diritto fondamentale individuale alla salute, e un conto è riferirsi a una libertà di iniziativa economica che proprio viene limitata con riferimento ai possibili danni che non deve arrecare alla
sicurezza, oltre che alla libertà e alla dignità umana. Ora abbiamo detto che vanno entrambi realizzati, lavoro e salute. E la Costituzione non ci dice come, però da quello che penso in estrema sintesi si deve dire come, tramite la prevenzione. Adesso io inviterei il dottor Diverso a dire la sua opinione su queste 4 battute generali, cioè come secondo lui si inquadra diritto alla salute con i problemi, diciamo così, dei lavoratori in questo contesto costituzionale generale. Allora, grazie anzitutto per l'invito e grazie anche perché avete scelto un tema che sicuramente è più centrale di questo, non poteva essere. Per alleggerire un attimo il discorso che si farà, secondo me, drammatico, non può non essere drammatico, visto che parliamo di una questione drammatica, no? La compatibilità e incompatibilità tra salute e lavoro, che va declinata non solo attraverso le norme ma ovviamente attraverso la realtà. Ma per fare una battuta io direi, se quello che abbiamo sentito prima doveva essere l'aspetto positivo del lavoro, il lavoro buono, allora visto che adesso parliamo del lavoro cattivo, chissà cosa ci toccherà dire. No, sottolineo questo concetto, giusto per dire, nella Costituzione a mio avviso non solo non c'è incompatibilità, quella auto no, non può esistere, ma c'è osmosi, c'è piena compenetrazione tra salute e lavoro, e questo si evince già solo dal fatto che il lavoro è a fondamento di tutto, no? Il lavoro è la base della costruzione dello Stato democratico, perché ha un valore inclusivo, come si diceva prima. Il lavoro serve per dare cittadinanza a tutti i soggetti che stanno all'interno dello Stato, quindi è la base da cui tutto origina. Anche la salute origina dal lavoro, perché la salute deve essere garantita in maniera democratica. È banale osservarlo, ma se uno non viene, come dire, tutelato nel lavoro, molte volte non ha neanche le sostanze economiche per accedere alla salute, e di questi periodi, per esempio, la notazione che fa Emergency, che dice ci sono tanti cittadini italiani che non accedono più neanche ai servizi essenziali per la tutela della salute, tanto che ci sono zone italiane dove Emergency, come fa nelle zone di guerra, ha dovuto aprire degli ospedali da campo. Quindi questo ci fa capire già a livello, diciamo, di senso comune come il lavoro è essenziale per garantire la salute. Ma poi noi lo cogliamo nel rapporto strettissimo che c'è tra l'articolo 4 e l'articolo 32, perché la salute è declinata nel duplice senso di diritto individuale e interesse collettivo all'interno della Costituzione, e quindi nella sua essenziale dimensione sociale, una dimensione sociale che ha avuto già un riconoscimento positivo nella legislazione proprio del lavoro, dove, se voi fate attenzione al testo unico sulla sicurezza, viene accolto per la prima volta questa concezione bellissima, amplissima della salute come condizione di benessere della persona. Quindi non solo non c'è incompatibilità, ma addirittura il lavoro deve servire a migliorare la salute. La salute intesa come benessere, dice quella norma, benessere sociale, e non solo fisico ma psichico, non solo come assenza di malattia ma come stato di benessere. E questa non è una nozione puramente ideale, ma ha delle ricadute positive, perché serve in quel testo ad obbligare il datore di lavoro a fare delle cose, cioè a fare la valutazione dei rischi, a prendere le misure, a evitare cioè che tra le ricadute negative del lavoro ci sia anche lo stress, no? Ci siano anche condizioni negative sul piano sociale, ed è una cosa importantissima questa, perché sono anche
questi effetti deleteri delle emergenze che sempre più si segnalano come in aumento nel rapporto di lavoro. Basta prendere l'ultimo dato pubblicato dall'INAIL nel resoconto che ha reso lo scorso anno. Le malattie da stress, le malattie legate alle modalità del lavoro, alla precarietà del lavoro sono nettamente in aumento. Quindi diciamo, è evidente come non ci possa essere nessuna contraddizione, nessuna auto sul piano ovviamente normativo. Il brutto è, come mi chiede di dire Luigi, quando guardiamo la realtà. E un dato è stato già detto, no? Nella relazione precedente, è un indicatore dello stato del nostro lavoro il fatto che abbiamo un alto indice di infortuni. Per la verità il rapporto INAIL ci dice che è un po' in declino, siamo scesi sotto i 1000 nel 2011, ma siamo scesi sotto i 1000 forse perché si lavora poco, anche per quello forse. Però io, e lo devo sottolineare, quando si parla di questa questione della salute del lavoro, e si è vinto anche dal fatto che non è stato citato prima, noi a questo numero dobbiamo aggiungere almeno il triplo di morti per malattie professionali. È un dato che fa molta specie, fa arrabbiare questo, cioè il fatto che non vengano neanche ricordati. Sono morti invisibili quasi, no? Cioè che non facciano clamore. E questo è un indice di come manchi anche una sensibilità nei confronti dei morti per malattie professionali, una sensibilità diffusa, una mancanza di sensibilità diffusa, tanto che non vengono neanche ricordati. E invece io penso che debbano essere ricordati, perché le questioni legate all'igiene del lavoro sono quelle che sono più sensibili con le questioni della democrazia, perché attengono cioè ai modelli di sviluppo, ci interrogano sulla nostra partecipazione e sulle nostre scelte, anche con le questioni più generali che hanno a che fare con la compatibilità tra il lavoro, l'ambiente e la salute, non solo come lavoratori ma come cittadini, no? Quindi è importante invece che se ne parli di queste cose, no? Che non vengano mai dimenticati i morti per malattia professionale. D'altra parte, se noi volgiamo lo sguardo all'attualità, non so se è il caso di parlarne adesso e subito, voglio dire, la questione che più è dirompente e che pone all'attenzione di tutti, la questione dell'Ilva di Taranto, attiene alla condizione di igiene sul lavoro, no? Di inquinamento gravissimo delle condizioni di vita e di lavoro che cagiona dei fatti gravissimi, no? E quindi è una questione che attiene proprio all'igiene del lavoro. Ora io vorrei, per riprendere il discorso sul rapporto fra il livello di attenzione e di partecipazione democratica su queste questioni e il fatto che poi dalla disattenzione generale, dal fatto che le comunità molte volte dedicano più attenzione, che ne so, a un problema di parcheggiatori abusivi in un angolo di una città piuttosto che alle condizioni di vita e di ambiente che riguardano tutta la popolazione. Io da questo vorrei partire per dirvi, per esempio, che a mio giudizio la questione dell'Ilva di Taranto non si chiama solo Ilva e non si chiama solo Taranto, si chiama Italia, perché pone all'attenzione un problema che riguarda la politica industriale del nostro paese e quindi ci interroga tutti come cittadini. Guai a confinare queste questioni, no, a localizzarle in un posto piuttosto che un altro, perché riguarda invece tutti noi. E non si chiama solo Ilva, perché si chiama anche Italsider, quando l'industria era cioè di Stato, perché forse i guai maggiori sono stati fatti allora, e non lo dico io, basta leggere la prolusione del procuratore generale di Lecce, Buffa, all'apertura dell'anno giudiziario di quest'anno. Lui dice che l'Ilva ha fatto qualcosa, ma non è stato abbastanza.
I magistrati sono intervenuti più volte nei confronti di Ilva, forse nei confronti di Italsider erano intervenuti meno. È un problema cioè di inadempienza rispetto a prescrizioni che ci sono state, e quando tutti nella disattenzione generale pensavano che le prescrizioni venissero adempiute, invece i magistrati sono andati a vedere e cosa hanno potuto constatare? Che l'Ilva di giorno sembrava rispettare i livelli di emissioni dei fumi, di notte recuperava abbondantemente sversando liquami e fumi in quantità, diciamo, oltre i limiti e le prescrizioni. La questione che ne è nata, ci sono varie tappe, non so se voi la conoscete, ma ci sono state tappe tremende, perché ha messo alla luce intanto un conflitto che non è del tutto infrequente nel nostro Stato tra poteri, no? Dello stesso Stato, perché i magistrati per interrompere questa situazione che secondo i periti dei pubblici ministeri non contraddetti ancora ad oggi da nessuno porterebbe 30 morti all'anno per tumori, 18 persone ricoverate all'anno per malattie cardiocircolatorie, altrettante per malattie di carattere respiratorio, oltre che l'avvelenamento di sostanze destinate all'alimentazione, tanto che sono state abbattute intere greggi, no? Distrutti degli allevamenti di mitili che in quelle zone rappresentano anche un fondamento, diciamo, produttivo molto importante. Quindi la base di tutto è questa situazione di contraddizione reale, effettiva a quei proclami e a quei diritti che sono stabiliti sulle carte, perché ahimè noi abbiamo sempre questo problema di norme, ne abbiamo tante, secondo me qualcun'altra si potrebbe mettere anche per renderle un po' più effettive, per esempio potenziando il sindacato in questa materia. Il sindacato può fare un'azione per comportamento antisindacale, invece non può agire per questioni che sono legate alla violazione delle norme sul lavoro. Non c'è una legittimazione sindacale con un procedimento rapido, nessuno lo ha proposto. Io e altri miei colleghi avevamo fatto un elaborato anni fa, non ci ha fumato nessuno da questo punto di vista, cioè il fatto di poter potenziare la reazione anche collettiva su questo punto potrebbe essere una cosa importante. Ma per tornare all'Ilva, cosa è successo? I magistrati hanno dovuto fare quello che secondo me devono fare. Cosa potevano fare, visto che c'erano dei morti dentro e fuori lo stabilimento, se non intervenire per bloccare questa situazione? Cosa potevano fare? Sono stati con le spalle al muro, visto che siamo in un paese di diritto in cui non ci può essere quel conflitto, anzi, come abbiamo detto, ci deve essere compenetrazione e osmosi fra lavoro e salute. Il problema è che anche il governo è dovuto intervenire per garantire questa combinazione, e si è arrivata a quella soluzione di una normativa, chiamiamola quasi ad aziendam, e ci ricorda tante altre norme degli ultimi anni, combinata con un atto amministrativo, nel senso che il governo ha dissequestrato per legge, è una cosa eccezionale, pur mascherandola, diciamo, da provvedimento generale dedicato alle imprese strategiche nel paese, associandolo a una cosiddetta autorizzazione integrata amministrativa che doveva prescrivere come si dovesse uscire da questa situazione. I giudici hanno impugnato questa legge davanti alla Corte Costituzionale, perché, viva Dio, sopra il nostro testo c'è un organo giurisdizionale indipendente che giudica delle lesioni eventuali da parte di atti normativi ai principi costituzionali. Sono seguite altre vicende, perché i magistrati hanno anche sequestrato 8 miliardi e 100 milioni stanno cercando di sequestrare, perché ancora non li hanno appresi, con un sequestro conservativo che mira a tutelare il danno e quindi a sequestrare il profitto che l'Ilva avrebbe conseguito risparmiando, cioè dagli investimenti
in mezzi di difesa e di prevenzione sulla salute. La Corte Costituzionale ha pubblicato il 15 di maggio la sentenza 85-2013, un mattone di sentenza così che io per l'occasione mi sono dovuto leggere perché è stato anche interessante, diciamo, avere questo stimolo, e la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici, sia dal giudice istruttore, dal giudice delle indagini preliminari, sia dal giudice del tribunale. Le ha respinte, e noi quindi abbiamo oggi una pronuncia della Corte Costituzionale proprio su questo problema, che si esprime su questo problema: lavoro o salute. E devo dire che certo è una sentenza complessa e, come si usa dire diplomaticamente, deve essere oggetto di più rimeditate osservazioni, però diciamo che alcune considerazioni si possono fare, e anche secondo me in maniera critica, perché se la soluzione a mio giudizio era obbligata, nel senso che la Corte Costituzionale non poteva dire che la legge era incostituzionale, perché la legge ha una parvenza di generalità ed astrattezza e dal punto di vista logico non contrasta con la Costituzione, perché dice che le imprese sequestrate che rispetteranno i limiti dettati dalle autorità preposte per garantire la salute e l'igiene sul lavoro, che vengono controllate, sottoposte eccetera eccetera, possono essere dissequestrate. Quando io facevo il pretore penale, e forse ancora c'era il pretore mandamentale, sequestravo anch'io delle aziende e le dissequestravo con dei provvedimenti condizionati all'adempimento delle prescrizioni che io davo. Quindi la legge non ha fatto altro che recepire un modello che già era, diciamo, nella prassi giudiziaria, dove invece la sentenza della Corte Costituzionale, e ti do subito il microfono se no non finisco più, fa un po' meditare e in alcune affermazioni che a mio giudizio sono nuove nella giurisprudenza costituzionale, cioè c'è un lessico nuovo, perché noi eravamo abituati, adesso non ho i numeri sotto mano, a sentir dire della tutela della salute come diritto primario significa che viene prima, eravamo abituati a sentir dire che la salute è un diritto incomprimibile, disse in una sentenza la Corte Costituzionale, cioè non soggetto a condizionamenti neanche finanziari, neanche per questioni legate quindi a motivi finanziari. Eravamo abituati a sentire in una sentenza che ricordo che riguardava il fumo passivo dire che la tutela della salute impone anche l'astensione da comportamenti di per sé liberi e legittimi. Quindi eravamo abituati a sentire e sentirci ribadire quella gerarchia che c'è chiaramente dettata dall'articolo 41 della Costituzione, perché se una Costituzione dice non può svolgersi, l'attività non può svolgersi, non può significare nient'altro che c'è un divieto di svolgimento di un'attività che possa ledere un bene così pregnante come è declinato nella nostra Costituzione della salute. E invece la Corte Costituzionale usa un altro lessico nuovo, parla di tirannia dei diritti, che è una frase strana che forse andrebbe riferita ai valori più che ai diritti, dice che c'è contemperamento e non accenna minimamente, neanche una volta, all'articolo 41 della Costituzione. Una grave omissione a mio giudizio, a prescindere, come vi dicevo, dai risultati. E quindi è una sentenza, potremmo dire, che fa opera di realismo giuridico, ma io penso che a una Corte Costituzionale si richieda soprattutto la tutela dei valori e dei principi, perché operazioni politiche di questo tipo.
quanto ha esposto con entusiasmo Roberto il verso mi induce a fare una specie di ruolo del giornalista. E allora, questo era questione di tempo. Una domanda: con quei 8 milioni di euro erotti, secondo i giudici, che cosa si dovrebbe fare? Perché tu mi hai detto che sono stati o quando saranno appresi, dovrebbero servire a indennizzare i danneggiati, ma non dovrebbero essere utilizzati per attuare le prescrizioni. Questa è una domanda bella, perché fuoriesce, diciamo, dal mio seminato. No, ma ti rispondo. Perché giustamente noi ragioniamo sempre sulla patologia, e sarebbe opportuno che alla discussione di prima e alla discussione di adesso seguisse una parte, diciamo, costruttiva. Io penso che quei soldi debbano servire innanzitutto a far vivere l'impresa, no? A cercare di trovare una soluzione che senza compromettere la salute possa garantire il lavoro, perché noi abbiamo detto che senza lavoro non c'è salute e ce n'è sempre meno. Quindi è uno scambio inconcepibile, questo auto è improponibile a mio giudizio, e hanno fatto bene i cittadini di Taranto a rifiutare persino un referendum su questa cosa. Sono stati chiamati a votare se fossero pro o contro, e un referendum che è andato quasi desertificato, perché è una concezione inconcepibile in qualsiasi paese civile, no? Dover ragionare messo dinanzi a questa alternativa. È anche un po' cinico, no? Dover dire alle persone: no, ma tu preferisci tutelare la tua salute oppure preferisci perdere il lavoro? È una cosa che un paese civile non può porre alle persone. Ma sfrutto però il tuo, diciamo, interrogativo per dire che la questione della salute e la questione del lavoro perché si pone, diciamo, in termini così drammatici, no? Nel lavoro, perché innanzitutto nel lavoro c'è la persona, questo lo sappiamo tutti, no? E questo lo dico anche ai miei colleghi giudici che se ne dimenticano spesso, e che hanno sempre un approccio economicistico alla questione del lavoro. Nel lavoro c'è anzitutto la persona, inseparabile, come ci hanno insegnato dai banchi dell'università, dal lavoro che lo rende. È questo che rende quindi un problema di sicurezza di per sé, perché la persona richiede di essere rispettata nella sua integrità e soprattutto nella sua dignità. Quando noi scioriniamo quelle cifre terribili, no? Dei morti, 3.000, 4.000 morti all'anno, poi non so se è il caso parleremo di quelli dedicati all'amianto. È stato pubblicato da un paio di mesi il registro sul rapporto del Renoma, che è il registro nazionale dei mesoteliomi. Sono stati conteggiati ad oggi 60.000 morti solo per mesotelioma, registrati, cioè quelli che sono stati registrati nei vari registri regionali che sono stati attivati qua e là con ritardi, eccetera eccetera, mentre noi sappiamo che in Italia ci sono 2.500 morti all'anno minimo di amianto. Allora, il problema quindi di come noi affrontiamo questa questione è un problema che ci interroga tutti, no? Nessuno può sfuggire quindi a questa chiamata di responsabilità. Non può l'impresa, non può la politica, non possono i cittadini, non possono gli organi amministrativi di vigilanza, di controllo. I sindacati non possono chiamarsi fuori da questa situazione, e non può farlo neanche la giustizia, perché garantire l'effettività di quei programmi e di quelle norme
scritte nei testi unici e nella Costituzione, servono tutte le condizioni possibili e immaginabili. Non bisogna mai dire ci vuole ben altro, ci vuole altro. Adesso, ogni volta che si discute dei problemi del lavoro, la responsabilità è dell'Europa o della globalizzazione, anche quando ci interpella direttamente, anche come magistrati, vedete. Anche quando trattiamo dei fascicoli che riguardano i morti sul lavoro come se si trattasse di un condono edilizio, dimenticati in qualche armadio. Io ho visto delle prescrizioni che sono state pronunciate in sede penale di morti sul lavoro nelle fasi delle indagini preliminari. Com'è possibile? Cioè, che gerarchia di valore osservano questi magistrati? Non c'è molta attenzione, quindi a 360 gradi su queste questioni. Qualche mese fa abbiamo fatto la conferenza nazionale amianto a Venezia, 3 ministri, autorità, scienziati da tutto il mondo, magistrati, professori, medici, eccetera. Non c'è stato un quotidiano nazionale che abbia fatto un servizio su questa conferenza. Non c'è stato un servizio televisivo su questa questione, per dire come è una questione che non buca, diciamo, l'opinione pubblica, sembra non interessare, eppure ci coinvolge tutti, no? Perché parliamo di cifre drammatiche, e i magistrati fanno parte di questa società, non è che vivono in un altro mondo, respirano la stessa aria, hanno una sensibilità media, e questo fa sì che molte volte per i morti sul lavoro diciamo che ci sia una morte quasi doppia, no? Quando avviene sul lavoro e quando non c'è giustizia, perché il problema ovviamente riguarda sempre le vittime e i familiari delle vittime, no? Se sono poi malati professionali che muoiono lontano quindi dall'azienda, dall'impresa, dopo 20 anni, 30 anni dalla fine del rapporto, la questione diventa ancora più ristretta, individuale, è un dolore quasi privato, non c'è neanche una certa solidarietà, diciamo, collettiva. Se non ci fossero queste associazioni, che pure ci sono in Italia, no? Per far sentire la vicinanza, manca anche una certa solidarietà, è un lavoro proprio privato, e quando interrogano queste persone e non fanno altro che chiedere giustizia, vogliamo semplicemente giustizia, no? Questa è la richiesta che sentiamo. Io penso che in quel momento loro chiedano che venga restituita una soggettività, no? Che venga dato un significato a una storia, anche a una storia di valori che è stata negata, cioè che lo Stato dica: tu sei stato offeso nella tua integrità, non dovevi esserlo, oggi io l'accerto questo e punisco i colpevoli. Ecco, questo io vorrei anzitutto che accadesse, oltre che ovviamente investire i soldi perché non accadono più altri problemi di questo tipo. Poi ritorneremo sull'amianto in conclusione, però se io mi dimenticassi, dimmi, ricordami che io vorrei concludere, però qui siamo a un festival della Costituzione, devo assolutamente pensare e concludere in qualche termine positivo, come ha fatto Marina Broga, lo devo fare anch'io, ma certo su questo terreno è difficile. Però quando ci siamo parlati per preparare un po' questa conversazione con voi, l'autore Diverso mi ha fatto notare che questo problema dell'ampliamento, del fatto che le responsabilità poi delle volte sono veramente molto molto ampie, lo si riscontra, questo fatto, soprattutto nella tragedia di Genova.
e penso che sia molto interessante sentire la sua opinione circa qual è il profilo che fa evidenziare questo carattere della complessità delle responsabilità, delle attività che andrebbero fatte sul piano per l'obiettivo della sicurezza. Per quello che dico che ci potrebbero essere anche dei miglioramenti normativi sotto questo fronte. Allora, se la salute è bene supremo, il lavoro non può contraddire la salute e viceversa, e se la Costituzione dice non può svolgersi in contrasto con la sicurezza nessuna attività, e se, come io credo, a differenza di quello che ha detto la Corte Costituzionale in questa sentenza dell'85, non ci può essere nessun contemperamento, se per contemperamento intendiamo un qualche sia pur minimo livello di attenuazione della tutela sulla salute, allora l'unico vero approccio alla tutela della sicurezza è quella che noi tecnicamente chiamiamo la prevenzione primaria, cioè la prevenzione inglobata nella concezione dei luoghi e delle modalità di lavoro. Non ci può essere vera tutela se io trasferisco, cioè la prevenzione dai luoghi e dai mezzi ritenuti immodificabili ai lavoratori che sono i soggetti da tutelare, perché si sa che il lavoro è ripetitivo, il lavoro va incontro anche a delle fatalità, degli incidenti, eccetera. Noi siamo chiamati a prevenirli ex ante, prima. Ecco perché io penso che i giudici possono fare qualcosa nella risposta, possono fare qualcosa per dare una soddisfazione, possono fare di più se mai si dovessero attivare a un livello di prevenzione, cioè studiare le modalità, come è organizzata la sicurezza, ma questo non viene fatto, il più delle volte non intervengono neanche ex post, figuriamoci ex ante. Ma la vera tutela primaria è ex ante, la tutela della prevenzione. Allora, quando è successo il fatto di Genova, cioè io sono andato a cliccare, a vedere la foto e ho visto questa torre di 50 metri a pelo d'acqua sulla banchina, mentre accanto passavano, no, questi giganti del mare, petroliere, eccetera, eccetera. E ho detto io, scusate, mentre tutti gridavano contro l'armatore o il comandante della nave, ma qui il problema è che non è stata fatta nessuna prevenzione nel momento in cui è stata costruita, perché quello è un luogo di lavoro, no? È un luogo di lavoro, non può essere concepito in queste condizioni così insicure. Ed è un po' quello che accade in tanti altri settori. Noi dobbiamo privilegiare sempre la prevenzione primaria. Adesso tutti sanno, per esempio, che sono in aumento le malattie da movimenti ripetuti, da sforzo, per esempio, no? È diventata un problema sociale. La prima causa di assenza dal lavoro sono le artopatie, il gomito, il polso, eccetera, perché lavoriamo di più stando fermi e sono malattie prevalentemente di genere anche, no? E allora è lì che dobbiamo intervenire, modificando i luoghi di lavoro, nell'ergonomia, dando la possibilità di fare delle pause, non aumentando i tempi, i ritmi alle catene, no? Adesso addirittura anche fuori dall'Italia contestano i mezzi alla Fiat. L'altro giorno in Serbia, mi pare, no? C'era stata una sollevazione perché i sindacati ponevano proprio questo problema, appunto, dell'accentuazione dell'attività alle catene. Insomma, l'approccio alla sicurezza deve essere un approccio globale e
che va condiviso con tante istituzioni e ci vogliono tante condizioni. È un problema cioè politico, la sicurezza sul lavoro, perché riguarda tante condizioni. E io dico sempre una cosa: il problema sicurezza sul lavoro è anche un problema di legalità del lavoro, anche un problema di legalità del lavoro, perché dove c'è lavoro nero, dove c'è lavoro irregolare, c'è anche in primi luoghi di evasione, no? del lavoro, sono quelle lì. Nel 2011 è crollata una palazzina, ci siamo dimenticati, sono morte 7 donne sepolte, come è avvenuto in Bangladesh qualche mese fa, no? Lì sono migliaia, ma quello è avvenuto a Barletta il fatto, ce ne siamo già dimenticati, no? Noi abbiamo avuto il nostro Bangladesh piccolino 2 anni fa, 7 signore lavoravano in nero, facevano operazioni di maglieria, no? Ecco perché ci vogliono molte condizioni per garantire. Ognuno deve fare la propria parte. Secondo me c'è anche un livello normativo. Non abbiamo un reato noi, per esempio, che punisca il lavoro nero. Me lo spiegate perché? Uno assume il nero, ci sono tante prescrizioni amministrative, eccetera, eccetera. Il reato c'è se uno non paga i contributi, però poi se paga, se lo beccano e paga, il reato non c'è più. È anche un problema di effettività, no? delle sanzioni e delle tutele. E poi c'è questo grande problema dell'informazione, no? Che quindi coinvolge la democrazia. Se vogliamo parlare dell'amianto, alla radice della questione amianto c'è un problema di informazione negata ai lavoratori, alla radice, perché se uno lo sa poi si difende, si organizza e si difende, no? E nessuno parla di questa questione perché è un problema che coinvolge, diciamo, la classe dirigente del nostro paese, perché alla radice della questione amianto c'è un'omissione, anzi un buco nero di omissioni che è durato almeno 20 anni. 20 anni. Omissioni di norme, perché noi avevamo delle norme da recepire nel nostro Stato italiano e non le abbiamo recepite. C'è voluta una condanna in sede europea nel 90 per farci recepire la prima direttiva sull'amianto della Comunità Europea dell'83, che noi invece tenevamo in stand-by. E questo non accadeva a caso. Se uno va a leggere gli atti parlamentari di un dibattito che c'è stato nel 93, si vedeva che c'erano le lobby dell'amianto che premevano perché quelle direttive non venissero recepite, dichiaratamente, nero su bianco in questi resoconti parlamentari. Abbiamo avuto omissioni di controlli perché le normative sulle polveri degli anni 50, 55, 56 non venivano fatte rispettare. Omissione anche del pagamento di premi. C'era un'assurda norma nel testo unico sulla INAIL, sull'assicurazione INAIL, che obbligava a pagare un supplemento di premio solo per alcuni lavoratori e non per tutti quelli che erano esposti all'amianto, e che ovviamente erano di più di quelli che lavoravano direttamente in materiale. E allora le grandi imprese cosa facevano per risparmiare? Appaltavano il lavoro sporco a piccole ditte che pagavano questo premio, no? Mentre in realtà i soggetti esposti erano molti di più. E omissioni di indennizi assicurativi. C'è stata una commissione parlamentare, la commissione Smuraglia, nel 97, che ha concluso nero su bianco in Italia, a fronte di 4.000 casi di tumore all'anno per malattie professionali, per il più dedicate all'amianto ma anche al CVM, vedi, Laguna, PVC eccetera. I riconoscimenti INAIL erano solo una decina all'anno. Quindi questa è una questione che ci interroga innanzitutto dal punto di vista generale, no? Di come appunto è stata garantita la salute delle persone rispetto a questo terribile materiale.
Oggi c'è l'altra fase dell'amianto, le vittime faticano anche ad avere giustizia. Io questo lo dico dappertutto, perché a fronte di 2000 morti all'anno, non solo per mesotelioma ma anche per tumore polmonare, per l'asbestosi eccetera, i processi sono qualche decina ogni tanto, si fa qualche processo in Italia, delle volte arrivano a delle conclusioni pazzesche perché vengono recepite delle teorie scientifiche fatte ad usum delfini, direbbero, cioè fatte ad hoc per dei processi. I giudici di merito sono più realisti del re, nel senso che la Cassazione penale ha ormai un suo decalogo sulle malattie professionali, la sezione quarta è tamburreggiante, e invece i giudici di merito inseguono la fibra killer, no? Questa tesi della fibra killer, per cui basta una fibra, quindi se anche tu sei stato esposto a miliardi di fibre, siccome basta una, valla a pescare sta fibra killer, per cui non si sa mai dove l'hai inalata e i processi si concludono con delle assoluzioni clamorose. Stendo un velo pietoso sulla giurisprudenza civile in materia di indennizi, per cui basta solo una fusione societaria, come sempre accade, o un accorpamento di imprese, perché queste sono malattie che arrivano dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, quindi ci sono vicende dell'impresa che sopravvengono, per cui i giudici dicono quello di prima non c'è più, quello di dopo non risponde perché un giudice ha scritto persino la Costituzione vuole difendere l'impresa, e allora la vittima resta con il suo danno. Non parlo ovviamente del fatto che addirittura si fa fatica a riconoscere un indennizzo previdenziale sotto forma di maggiorazione contributiva per gli anni di esposizione, per cui qui c'è veramente la lotteria delle sentenze, delle tesi. Per esempio, se tu sei un pensionato che sei andato in pensione prima della legge, non ti tocca la maggiorazione, perché evidentemente io dico l'amianto non ti fa male. Addirittura anche ai malati pensionati pre ma malati post viene negata la maggiorazione contributiva di pensione, per cui io che queste persone le conosco e le guardo in faccia perché vado a parlare nei loro convegni e li conosco, vi assicuro che faccio fatica a dire insomma che su queste cose esiste una giustizia nel nostro paese. Ecco la cosa positiva. Ecco la cosa positiva. Non so chi di voi ha sentito il breve discorso del Presidente della Repubblica oggi, ci augurava a tutti buona festa della Repubblica e ci invitava a essere responsabili, tenaci, andare avanti e diciamo così l'ultimo problema amianto nella nostra regione, sai, si è molto sensibili, ci sono le associazioni, adesso anche a livello di processi penali ci si è messi in moto. Ho l'idea che in certi tribunali piccoli manca proprio la possibilità materiale di poter, perché è difficile la composizione dei collegi, c'è quei giudici che insomma ci sono dei problemi, ma diciamo così che a livello di consapevolezza abbiamo fatto dei passi in avanti, a livello di società civile pure, a livello di ordinamento, se ricordiamo i pionieri erano i pretori penali del lavoro, e c'era una sezione di una rivista di diritto del lavoro che era dedicata solo alle sentenze penali in tema, che quasi sempre erano in tema di sicurezza, e c'era il famoso Michele di Lecce già allora che diciamo così portava avanti
questo impegno. Quindi, diciamo così, se dobbiamo concludere qualcosa in termini di festa della Costituzione, la facciamo in maniera molto prudente, responsabile e problematica, però diciamo così che dei giudici come Roberto Riverso ci danno una spinta a tutti quanti e ci danno anche, diciamo così, un po' di forza per affrontare i problemi nuovi che, da quanto risulta, sono problemi che saranno accentuati con il fatto che le persone lavoreranno sempre di più e quindi certi problemi verranno ingigantiti, con il fatto che, da quando mi diceva Roberta Nunnin, le donne, proprio per il loro doppio lavoro, hanno certe incidenze, hanno un 10% in più, avevano in un certo anno in più di infortuni in itinere, perché sono loro che devono correre da una parte all'altra. Allora ecco, tutto ciò saremo pronti ad affrontare. E concludo anche con l'Europa, perché sicurezza sul lavoro ci ricorda l'Europa e l'importanza di certe cose che forse sembrano stupide o difficilmente comprensibili. Che differenza c'è? Quando in Italia si è potuto procedere dal punto di vista delle norme, introducendo una articolata struttura in tema di sicurezza sul lavoro, dopo che il blocco della Thatcher era stato superato con la regola per la quale il Consiglio, cioè composto da tutti i capi di Stato e di Governo, poteva su certe materie deliberare a maggioranza qualificata. E allora, nell'elenco delle materie su cui si poteva decidere a maggioranza qualificata c'era la sicurezza. E allora ecco sono venute fuori le direttive, quella madre e le figlie sulla sicurezza, e poi con tutti i ritardi, con tutti i problemi, però piano piano anche il nostro paese le ha fatte proprie. Quindi teniamo ferma l'Europa, che molto spesso, diciamo così, costituisce uno strumento per la tutela dei lavoratori, in questo caso salute, diritto individuale e interesse generale. Non è una questione solo individuale, è una questione generale di enorme importanza. Ci consideriamo, possiamo dire, che abbiamo concluso e ringraziamo dell'attenzione. Bene, noi a nome dell'associazione della comunità di San Daniele facciamo questo piccolo presente, una guida di San Daniele anche gastronomica, che ovviamente è un invito anche a tornare. Grazie di tutto e vi invito alla prossima discussione, al prossimo incontro che si fa in Biblioteca Guarneriana a 200 metri da qui. Il tema sarà il lavoro al tempo della crisi e avremo come relatori, come partecipanti Cesare Damiano, già ministro del lavoro, Donata Gottardi, che è professoressa di diritto del lavoro, e Fulvio Giacomassi, sindacalista. Grazie e arrivederci.